terza vittoria consecutiva, un altro balzo in classifica. Dove può arrivare questo Lavagna, considerato che è una squadra giovane e che sembra migliorare di partita in partita? Come dici giustamente tu, una squadra giovane non si deve mai porre un obiettivo, nel senso che un obiettivo minimo c'è, ma l'obiettivo massimo viene dal lavoro, dalle cose che vengono bene. Ovviamente ora siamo sull'era dell'entusiasmo, parlo così anche io perché da allenatore posso essere solo che soddisfatto di 3 vittorie di fila contro squadre anche non delle più semplici come il Padova di oggi. Vittorie nette, il che mi fa piacere perché la squadra mantiene la testa anche quando va in vantaggio, non si siede ed è un atteggiamento molto bello da vedere da parte dei miei ragazzi. Io sono felicissimo. Diciamo, come allenatore quindi c'è anche soddisfazione vedere questo gruppo di ragazzi che comunque segue le direttive. La fatica la fanno e c'è a seguire le mie direttive, soprattutto la parte atletica dove io sono sicuramente esigente, sono un allenatore giovane, quindi della nuova scuola, e la nuova scuola purtroppo di tutti gli sport è quella di lavorare tanto fisicamente. Per poter fare questo tipo di prestazioni c'è dietro un lavoro fisico importante e i miei ragazzi mi seguono in tutto e non posso essere altro che super soddisfatto. Com'è andata la partita? No, una vittoria importante contro una squadra in salute che scorsa settimana era riuscita a fermare la capolista. Noi venivamo da una partita a Civitavecchia dura sotto l'aspetto fisico e mentale, in un ambiente caldo senza il nostro capitano che è un tassello fondamentale. Abbiamo sopperito la sua mancanza bene dal primo all'ultimo anche oggi e terza vittoria di fila, 9 punti, quelli che volevamo.